Amici bellini, immaginate vincere in trasferta contro la detentrice dell'Europa League 0-2 ed avere il rammarico di non averne fatti 4. Cominciamo. No, veramente, perché poi ci troviamo di fronte a una questione è praticamente... Non abituiamoci, non perché il Napoli smetta di farlo, ma dobbiamo rimanere sorpresi ancora, tutti i giorni dobbiamo godere di prestazioni, di mentalità, di forza, di voglia di vincere, di non paura. Questo è l'amico Giorgiano, Zviadi... Shubitiz, non lo so dire, però so dire Kvicha Kvaratskhelia. Senti amico Giorgiano, Rosta? Kvicha Kvaratskhelia. Lo so dire. E su Kvicha Kvaratskhelia il voto sarà interessante perché lo so, alcuni ho letto, lo stesso Guida ha detto meno brillante di altre volte, alcuni leggevo tra gli amici abbonati voto 6. Mi sa che lo devo alzare per dei motivi che poi vediamo negli screenshot, perché io non vi lascio così a bocca asciutta. Però prima di passare con un Abrabamo, noi passiamo con un Abrabamo tattico. Eravamo in bianco, Però abbiamo lasciato loro in bianco. Che grande Napoli. Che grande partita, difficile, attenzione, impossibile negare che l'Eintracht è squadra, che l'Eintracht, come ha detto anche Spalletti, hanno giocato all'italiana, tutti chiusi, corti per fare le ripartenze e qualche grattacapo ce lo stavano dando nel primo tempo, bisogna dirlo, però il Napoli si mette là e con pazienza fa il suo giro palla, finché loro perdono un pochino le distanze, si cominciano a stancare e poi li attacchi bene e andiamo a vedere come si è attaccato bene. Poi vi devo far vedere la cosa di Spalletti, penso che ne farò anche uno short, perché gli short si devono fare quando capite così. L'hanno fatto arrabbiare, l'hanno fatto arrabbiare Spalletti come al solito. Io per questo dico che lui se ne vuole andare in Inghilterra, perché non è solo e soltanto magari gli addetti ai lavori napoletani, perché lo vedo in conferenza che si scoccia, sta un po' sempre un pochino, sono anche quelli italiani di Sky, di DAZN che non gli piacciono, e allora ho questa sensazione che lui voglia vincere e andarsene. Vabbè, quello c'ha l'opzione della Laurenti, lo so, però secondo me distinto, lo sapete, Luciano si guarda i video, ci lasciamo i like a vicenda, dice le cose che secondo me si è un po' scocciato, se ne vorrebbe andare a fare un'esperienza magari in Inghilterra dove verrebbe più stimolato da domande diverse, magari fanno le stesse domande uguali, la panda, le cose, il pesce, avete mangiato il pesce, però l'hanno fatto arrabbiare. E dopo vi faccio vedere il fuori onda che insomma è uscito su Sky, perché non si sopportano. Allora abbassiamo la guardia, non abbassiamo il Napoli, non abbassa mai la guardia. Prima di tutto gli XG li vediamo, l'amico Francesco Perrone me li ha mandati e mi fido di lui, quindi questa è una grafica un po' diversa dal solito, ma è il Napoli che insomma lascia pochissimo al Francoforte e legittima ampiamente i 2 gol, come si vede il 2.91, cioè quasi 3 gol da fare, aspettati, che te li aspetti, gli expected goal, vuol dire che il Napoli doveva farne almeno un terzo, se lo era meritato sul campo, ed è un peccato perché col 3-0 uno si sente più tranquillo al ritorno. Spalletti continua a dire che non l'abbiamo fatto ed è giusto che lui lo dica, siamo in vantaggio ed è giusto, mancherà Colomuani ed è giustissimo, però guai a pensare di essere già passati, perché è lì che poi entra in gioco la presunzione. Questo quanto tempo fa ve l'ho detto, quando ho cominciato a dire il Napoli fortissimo, l'unico problema può essere che ti fidi troppo del compagno, dici vabbè tanto pure ci mette una pezza. Che significa? Significa presunzione, significa non fare quella corsa in più, e il Napoli non la fa, non sta in una fase presuntuosa assolutamente, e bisogna continuare così. Gli screenshot. Allora, quello che porta al rigore conquistato da Osi è questo lancio di prima di sinistro di Di Lorenzo.
e lo devo sottolineare perché ragazzi, Di Lorenzo non è Mario Rui con i piedi, e dobbiamo dirlo, ma quando fa prestazioni così e indovina anche momenti di tecnica sopraffina, perché questo lancio all'interno per Lozano di sinistro di prima non lo fanno tutti i terzini, non lo fanno, e quindi bisogna dare atto a Di Lorenzo ancora una volta. Fa pure il gol dopo, ma qua mi interessa qua perché il lancio suo di prima, Lozano scappa al centro internamente, prenderà il palo e poi Osi si andrà a rubare quel pallone dal terzino loro, che nel lanciare poi commette fallo, rigore netto. Kvara purtroppo lo fallisce e poi Osi gli alza la testa a Kvara, che Kvara si dispera e Osi dice non ti preoccupare, gli alza proprio la testa manualmente. Alto screenshot, facciamo vedere il recupero palla di Lobot, e lo dice bene anche Spalletti che Lobot che sia bravissimo con la palla tra i piedi, che sia veloce a girarsi, lo sappiamo, ma è tutto il resto che fa. Guardate dove se la va a prendere questo pallone Lobot. Lui che è il centrale capisce che Anghissà sta un pochino troppo in avanti e viene a coprire, fa bene Zielinski come vedete a scalare e a ritrovarsi lui al centro. Il Napoli si muove come una macchina perfetta, armoniosa, e coprono tutti gli spazi. Questa è una palla rubata da Lobotka che poi immediatamente lancia Lozano, che poi servirà a Osi per l'1-0 del Napoli. Bellissimo, è sublime, non abituiamoci, continuiamo a stupirci di tutte queste cose. Dopodiché uomo della partita Lozano sì, però lo stesso Spalletti ci dice sì, bene, benissimo, ha fatto delle cose molto bene, era imprendibile su quella fascia, velocissimo, però per quanto riguarda questo tiro che poi lui sparerà un po' centrale, io qui in reaction ve l'ho detto, se non avevo guardato di là, perché stava arrivando Kvara e stava arrivando anche Zielinski qua un poco prima di questo frame, un poco prima di arrivare proprio al tiro, c'era probabilmente lo spazio per servire Kvara con un pallonetto. Non fa niente Lozano, però qua non è che abbasso il voto a Lozano, però lo alzo a Kvara che era lì presente. E poi devo far vedere altre cose, perché sì, Kvara se lo mangia a quel gol, però questo passaggio di Lozano, se voi lo andate a rivedere, io non posso farvelo vedere, però voi immaginatevelo, con la freccetta vi faccio vedere dove arriverà il pallone. Va bene che arriva lì, il pallone arriverà lì, però doveva arrivare un po' più veloce, perché Kvara è talmente veloce che quando arriva il pallone deve fare un movimento strano per recuperarlo da dietro. Il pallone risulta corto, in realtà non è corto, è ben calibrato, però è lento il passaggio di Lozano, e quindi Kvara, che arriva troppo veloce, fondamentalmente deve rallentare la corsa, riallungarselo, e poi se lo allunga troppo con il portiere in uscita che lo fermerà. Quindi anche qui non voglio abbassare il voto a Lozano, per carità, il voto di Lozano sarà alto, sarà il più alto insieme ad altri, però Kvara io lo voglio un attimino proteggere, il più giovane della cucciolata, anche perché andremo a vedere la bellezza del gesto tecnico. Prima di tutto sottolineiamo il passaggio di Anghissà, lo diciamo alla Maradona, sì, perché fa un movimento con il piede quasi, fate conto che questo è il pallone, no? Lui lo prende così, come faccio io, così proprio, in modo tale da dare un giro al pallone, bellissimo. Ed è Kvara che continua la sua corsa, si inserisce in area di rigore, quindi trovandosi a destra, e il colpo di tacco, ragazzi, non è un semplice colpo di tacco, lui fa un colpo di tacco di esterno. Attenzione, perché se qua fa il colpo di tacco bello con il tallone, con il tacco bello pulito, va su Götze il pallone, invece lui di esterno lo prende di tacco, sentendo l'arrivo di Di Lorenzo e mettendo il pallone tra tre avversari, perché guardate il secondo screenshot, guardate, c'era anche un altro avversario lì, quindi di esterno, di tacco esterno, il pallone poi arriva a Di Lorenzo che di prima, lo devo ripetere, di prima, di sinistro, fa un gol bellissimo che chiude i conti di questa partita. Poi ancora una volta devo far vedere un'altra cosa di Kvara, perché questa secondo me è sfuggita ai più nell'occasione avuta da Kamada, che poi Meret si ritroverà tra le braccia. Meret fa ripartire subito Kvara, Kvara fa un altro lancio alla Modric di esterno destro in mezzo a 3-4 avversari, che poi arriverà ad Osimhen che sparerà sul primo palo, pallone facile per Trapp. Questa è un'altra cosa bellissima che fa Kvara, che è passato un pochino sotto gamba. Quindi non voglio assolutamente abbassare il voto a Lozano, ma lo voglio un pochino alzare a Kvara, perché sì, il rigore pesa, l'errore sul dischetto pesa, però nel Napoli lo sbagliano tutti. Almeno nella sua prestazione c'è tutto questo e di più per un ragazzo che ha un futuro brillantissimo davanti. Mamma mia, che meraviglia. I voti? Volete i voti? Prima dei voti vi faccio vedere questa cosa, perché Kvaratskhelia. di Totti e di Icardi in televisione l'altra volta, stanno parlando di Totti e di Icardi, come ho gestito Totti e Icardi.
Poi ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come l'ho gestito. Questo secondo me lui se ne vuole andare, ma sono tutte cose, perché poi lui sa rispondere, Spalletti, non c'è dubbio, però la narrativa la sappiamo, ragazzi, la sappiamo, non sanno più cosa dire, non sanno più come fare i complimenti, cercano qualcosa da trovare così, quando ci fanno i complimenti Spalletti non si fida e quando non ci considerano noi andiamo in freva, insomma si è creato un po' un cortocircuito, però il Napoli dà soddisfazione. Dà soddisfazione a noi come tifosi del Napoli, dà lustro all'Italia, perché si parla la squadra non italiana, allora si gioca all'italiana, mentre l'Eintracht ha giocato all'italiana. Lobo meraviglioso, non lo salti, ci vuole calma, molta calma, dice Spalletti, si azzera tutto. Maturità, gli chiedono, c'è stata la maturità? Sì, c'è stata la maturità. Lei ha detto maturità, ma c'è stata anche intelligenza? Sì, Spalletti dice sì, e se c'è stata maturità ci deve essere stata intelligenza. Ha voluto fare una domanda un poco più. Lozano gli strappi la vampata sul tiro, e l'abbiamo spiegato la questione del tiro, 148 palloni toccati da Kim, è facile per lui, dice Spalletti, perché Kim ha tecnica. Meret glielo diamo il 6,5, Valentina mi ha convinto, anche perché fa delle parate semplici ma le fa, soprattutto sui cross, e poi lì si è trovato nella posizione giusta quando ci è venuto l'infarto finale, quindi 6,5 Meret. Do 6 ad Olivera, che ha finito anche bene, all'inizio mi ha fatto un pochino quasi rimpiangere Mario Rui, però poi ha tenuto bene. 6, senza infamie, senza lode, senza aver fatto una partita incredibile, qualcosina l'ha sofferta. 6, non ho detto 4, ho detto 6, vabbè. Do 6,5 a Kim e 6,5 a Rachmani. Kim perché poi alla fine viene anche ammonito, ma lo accetto e lo capisco, lì è il sacrificio. Do però 7,5 a Di Lorenzo, perché abbiamo visto che oltre al gol fa tutto il resto che deve fare, può anche, insomma, capita quante cose deve fare più Di Lorenzo, straordinario. Arriviamo a centrocampo, do 6 a Zielinski, che ha brillato meno degli altri. C'era nella partita, però ha brillato meno. Do 7 ad Anghissà, bentornato Anghissà, bentornato, ti posso dare anche 8, ma mi devi far vedere questa stessa continuità anche in campionato. Lo so che non hai praticamente concorrenza con Dombele e quindi ti mantieni pure, se ti stai gestendo per poi farci andare più avanti possibile in Champions, lo apprezziamo, però faccelo vedere sempre. Bentornato Anghissà, 7,5 allo Botka, perché devo dare un mezzo voto in più ad uno che invece è sempre così performante, e anche lì non abituiamoci, non pensiamo che questa è la normalità. Lobotka sta overperformando non per le sue qualità ma per la continuità della sua prestazione, sempre, non si ferma mai. Lobo 7,5. Voglio dare quindi 7 a Kvara, perché tutto quello che abbiamo visto secondo me lo fa arrivare al 7, e poi quel colpo di tacco e l'assist che vale il calcio. 7,5 a Osi, perché segna sempre, si va a prendere quel rigore, è sempre maturo, è sempre più maturo, è sempre più tranquillo, è un castigo di Dio. E il paragone Osi Muani lo vince lui, e do 7,5 anche a Lozano. Non l'ho abbassato il voto a Lozano, non mi sembrava il caso di abbassarlo. Dopodiché all'80esimo entrerà Ndombele, e non mi fate parlare di Ndombele, entrerà Elmas, che ha fatto meno bene di altre volte, e poi verrà dirottato all'84esimo dall'altra parte, perché entrerà Politano e ne entrerà anche Simeone, che qualche occasione l'ha anche avuta. Insomma, lo sappiamo che il Napoli, quello che ha fatto lo abbiamo visto, quello che ha subito lo abbiamo visto, pochissimo. Parleremo poi del ritorno quando ci sarà da parlare del ritorno, ma adesso subito la testa a Empoli. Perché non si è fatto ancora niente, il campionato è lunghissimo e non dobbiamo assolutamente esaltarci o esultare, no, non ancora. Io voglio ascoltare Spalletti, io mi fido di Spalletti. Qual è il problema che può avere questa squadra? La presunzione, farli sentire che già abbiamo vinto, farli sentire che già stiamo ai quarti, che il campionato già è vinto. È l'unico modo per poi staccare la spina e avere poi le problematiche e le paturnie. Io le paturnie non le voglio avere, e quindi ad ogni partita fatemi vedere che siete il Napoli, entrate nella storia, state rompendo tutti i record, state rompendo le scatole della partita, come dice Spalletti, a tutto il mondo, Italia, Europa, eccetera eccetera, e divertiamoci, perché questo è un percorso che io mi voglio godere dalla A alla Kvara, no, alla Z, ma pure alla Z. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe.
quante cose.